Ho fatto la PET di fine cure proprio settimana scorsa e l'esito è negativo, quindi non c'è più nulla, insomma. Una stanchezza insolita a cui lei, sana e sportiva, nutrizionista e amante della natura, non era abituata. Nel corpo le risuonava in modo strano, quasi alieno. La vita che rallenta nel pieno dei suoi 27 anni, le visite e poi la diagnosi, linfoma di Hodgkin. L'abitudine a condividere parte della sua vita nei social ha avuto in questi mesi una finalità ben diversa. L'ultima chemioterapia a fine dicembre, qualche giorno fa il controllo. Valentina è guarita. Finalmente possiamo dire sono un po' tranquilla, almeno per il momento. Sarà un continuo follow-up per i prossimi almeno 5 anni, però è un protocollo standardizzato per tutti. Questa cosa qui non mi spaventa perché, insomma, per ora almeno posso dire di essere libera, ecco, e sicuramente non si sa del futuro, però se c'è una cosa che ho imparato appunto è quella di godersi a pieno il presente ed è quello che sto facendo ogni giorno. 7 mesi di cure alti e bassi e un nuovo amico a 4 zampe, Archie, che l'ha aiutata ad alzarsi anche quando le forze le mancavano. Siamo pronti per la passeggiata di oggi? Siamo pronti. In programma ora un master sull'alimentazione per i pazienti oncologici. Quali sono i tuoi prossimi obiettivi? Beh, innanzitutto riprendere al 100% la mia mole sportiva, quindi riuscire a allenarmi durante la settimana, più anche fare i miei giretti nel weekend, cosa che al momento ancora non riesco a fare. E poi soprattutto in ambito appunto lavorativo riuscire a realizzarmi da questo punto di vista e dato il problema che ho passato e che ho vissuto in prima persona, farne appunto un modo per aiutare gli altri, ecco.